nel 1946, 47, 48 quella era la Costituzione più bella del mondo, oggi è vecchia. Va cambiata, modernizzata. Abbiamo un apparato dello Stato a Roma che è figlio di quella Costituzione, abbiamo un Parlamento che è figlio di quella Costituzione, un modello di bicameralismo perfetto, dove due Camere fanno la stessa identica cosa sovrapponendosi, quindi di fatto una è inutile, e quindi penso che appunto la Costituzione, che era bella, bellissima, oggi sia da cambiare. Per l'autonomia, ricordo a Enrico Letta che i suoi elettori e i suoi esponenti di partito nella regione del Veneto hanno sostenuto giustamente il referendum per l'autonomia. Non è un referendum che spacca l'Italia, non è un referendum che crea guerre e tensioni sociali, perché come sa Enrico Letta, perché lo sa benissimo, è un referendum che si basa sulla Costituzione, che lui appunto apprezza moltissimo, e quindi in base al dettato costituzionale prevede il trasferimento di alcune materie e le relative risorse, quindi per lo Stato dal punto di vista del gettito non cambia assolutamente nulla, i conti dello Stato rimangono in ordine, la tal delega costa X allo Stato, lo Stato si dà la delega alla Regione con X soldi, in modo che la cosa non cambi per i conti dello Stato. E quindi credo che dovrebbe ricordarsi che i suoi esponenti politici e la larghissima parte dei suoi elettori 5 anni fa hanno votato a favore dell'autonomia.